Buonasera amici del nostro canale YouTube Leonicena Calcio a 5, nona giornata di campionato Serie D, Girone A. Ospitiamo questa sera gli amici del CUS Verona. Un saluto a tutti quelli che ci guardano da casa, un saluto a tutti quelli sintonizzati sul nostro canale. Ai vostri microfoni sempre io, sempre il vostro Giulione, in cabina di regia il mio caro amico Alexis Girardi. Oggi è arrivato un po' in ritardo, ma va benissimo così. Cogliamo anche l'occasione per mostrarvi questa bellissima foto con una bella frase che intendiamo dire: i leader di successo hanno elevati parametri di riferimento, fissano in alto le proprie aspettative e cercano di superarle. 2013 nasce CUS Verona Calcio a 5, 2013 nasce Leonicena Calcio a 5. Questa foto è del 20 novembre 2015. In foto con me c'è il signor Bambi Fibra Zambon Alessandro, compagno di 1000 battaglie, partite assieme, CNU assieme. Non può essere una partita come le altre. Un saluto al caro Alessandro che sicuramente ci sta guardando. Andiamo a vedere quelle che sono le squadre in campo. Eccola qua, quella che dovrebbe essere la formazione del CUS Verona. Andiamo poi in grafica a vedere quella che dovrebbe invece essere la nostra formazione leonicena. Tra poco partiremo anche con la gara. L'arbitro è il signor Damiano Cerpelloni di Verona. Siamo un po' di corsa questa sera, una gara di corsa assolutamente che deve iniziare. Eccola qui la nostra grafica, poi la vedremo in fase di inizio. Andiamo subito in cronaca, poi arriveremo a quelle che sono le formazioni. Come vedete i nostri leoni partono in completo bianco, quasi bianco Natale probabilmente, per fare da sparring partner ai nostri ospiti, con una bellissima tenuta blu, righe orizzontali rosse e blu, portiere total yellow con righe blu orizzontali. Il nostro portiere invece consueta divisa di solito utilizzabile con l'under, maglia arancio, calzoncino bianco, calze arancio. Adesso andremo anche a raccontarvi quella che è la partita che va iniziando. I due allenatori si conoscono molto bene, sono amici e sono stati compagni di battaglie. Sulla nostra panchina il signor Alessio Martinelli, provenienza Caldiero. Nell'altra panchina un nostro amico Simone Rizzi, provenienza Verona. I due hanno sicuramente giocato assieme in passato. Andremo anche a raccontarvi poi quelle che sono le formazioni in campo e tutte le formazioni in convocazione. Partiamo con il CUS Verona, che schiera con l'1 Mazzoni, col 3 Pretto, col 4 Giriolo, col 5 Petrone, con il 7 Ditta, con l'8 Messina, con il 9 Megna, col 10 Zanchetta, con l'11 Licciardello, 17 Sant'Agata, 21 Corradi, 22 Frara. I nostri leoni invece completo white. Abbiamo dovuto cambiare un pochino i numeri: 1 Consolaro, 2 Longo, 7 Nocera Domenico, 14 rientrante Nocera Lorenzo, 10 Fattori, 9 El Idrissi, 13 Vanzan, rientrato anche lui il nostro capitano, numero 8 Benetti, 19 Della Monica Manuel, 17 questo numero meraviglioso Della Monica Alex, 11 Bocconcello, 20 Fabio Corato. Siamo pronti dopo quasi 2 minuti, dove non è successo praticamente nulla, ad andare in telecronaca a raccontarvi anche quelli che sono le partite disputate tra queste due squadre. Hanno solo 3 punti di differenza CUS Verona e Leonicena. Ci sono 3 punti in avanti però per la Leonicena. È anche vero che il CUS Verona ha già giocato sia con Vicenza sia con Isola Vicentina. 2 belle scopole, ma 2 partite alle spalle in questo girone di andata. Leoni che invece non hanno affrontato nessuna delle due. Un cammino comunque tortuoso per la formazione di mister Martinelli, che è incappata comunque in 2 sconfitte. Abbiamo un po' cercato le statistiche di queste due squadre. Abbiamo il nostro Lorenzo Nocera 9 reti, 5 reti per Alex Della Monica, Thomas Vanzan, 5+1 di coppa per Mirko Fattori. I nostri avversari invece hanno come capocannoniere, se non erriamo, Megna con 5 reti, Frara 4 e Petrone 4.
Non dobbiamo assolutamente lasciarci confondere dai 3 punti in meno di questo Cus Verona, che ha una squadra di tutto rispetto. Dobbiamo anche raccontarvela. In porta c'è un certo signore, figlio d'arte del nostro amico Max, è il signor Alessandro Mazzoni. Ha anche disputato qualche gara di Serie A con l'Olimpia Verona e una carriera costruita tra Atletico Verona e Pupi Verona. Abbiamo anche il signor Petrone, anche per lui una C1, il signor Ditta, anche per lui una C2, e poi abbiamo questo ragazzone con il numero 9, si chiama Nicolò Megna, 5 reti per lui, 6 le ha fatte anche l'anno scorso con il Valdillasi. Una squadra di tutto rispetto, questo Cus Verona, che arriva imbottito di talenti e anche con tanta voglia di fare bene dopo campionati, possiamo dire, assolutamente in linea con quelli che ha fatto anche la nostra squadra, fatti di prove, esperimenti e tanta voglia di giocare. Possiamo anche dare alcuni nomi del quintetto in campo. Possiamo partire dai nostri leoni, li conosciamo un po' meglio. In porta Longo, posizione di centrale che si può spostare Lorenzo Nocera, numero 14, e numero 8 Benetti Dylan. Questo è Lorenzo Nocera che è andato adesso al tiro, risponde Petrone. Numero 17 in campo Alex Della Monica, e il numero 10 MVP di 2 partite fa, il signor Mirko Fattori. Un impatto devastante per lui in questo campionato di Serie D, 5 reti più una in Coppa. Cus Verona che risponde appunto con Megna numero 9, Petrone numero 5. È in campo anche Chris Giriolo, per lui un passato, se non erriamo, anche al Celtic. Ci manca l'altro ragazzo, adesso vi diciamo anche chi è il numero 10, Giovanni Zanchetta, per lui vari gol quest'anno. E poi in porta abbiamo già parlato di Alessandro Mazzoni. Siamo al quinto minuto di gioco in questa nona giornata di campionato. Come siamo arrivati a questa gara? Ci siamo arrivati con una vittoria in casa del Bonarubiana la settimana scorsa, una squadra molto molto interessante, questo Bonarubiana soprattutto in casa. Passeggio, o perlomeno così pare dal risultato, per il Cus Verona con il Cresole. Qui viene fischiato probabilmente un gioco pericoloso, anzi un fallo, lo segniamo, sì, è il primo fallo della gara ed è per il Cus Verona. Siamo un paio di metri sulla metà campo della formazione di Mister Rizzi, abbiamo avuto anche modo di salutarci nel pre-gara. Qui la palla viene riconsegnata a Mazzoni, probabilmente era più un gioco pericoloso, vedremo poi l'arbitro cosa dirà. Qui Nocera proverà a calciare, la palla è di poco sbilenca, un po' fuori misura, non arriva a Fattori. Squadra molto temibile questo Cus Verona, i punti sono solo 3, le partite sono sempre state sul filo del rasoio per la squadra di Mister Rizzi, a parte appunto le 2 scoppole, anzi tutte e 2 in trasferta, una a Vicenza 7-1, l'altra 4-0 in casa dell'Isola Vicentina al Pala Vallorcola. 2 squadre che fanno sicuramente un altro campionato, l'Isola, ma c'è ancora moltissimo da giocare. Andiamo in cronaca, gira palla il Cus Verona di Mister Rizzi, qui Petrone su Zanchetta, viene fischiato un fallo anche per la Leonicena ed è il primo della gara. Il conteggio dovrebbe essere 1-1. Qui c'è il cambio, esce Giriolo ed entra Licciardello. Dobbiamo anche noi imparare un po' questi nomi che non conosciamo. Qui Licciardello contrastato da Nocera. Partita per ora, siamo assolutamente in completa parità, 7 minuti sul nostro cronometro. Qui Mirko Fattori viene contrastato da Pretto, la palla è per il Cus. Pretto, Mazzoni, Licciardello, Pretto che apre alla ricerca di Petrone ma salva tutto il nostro Alberto Longo, numero 2 quest'oggi, considerando la maglia arancio. Qui Nocera che contrasta con Licciardello, viene fischiato un altro fallo. Il
Signor Cerpelloni non lascia correre, 2 i falli per la Leonicena, un arbitro assolutamente preciso in questa serata di campionato. Sia Leoni sia Cus che arrivano da una bella scoppolata in Coppa. Leoni che appunto, qui vediamo Petrone con tutta la sua esperienza, manca la porta, difesa da Longo. Dicevamo scoppole settimanali per entrambe le squadre. I Leoni 9-3 in casa del Real San Piero, ampio turnover, ma pur sempre di scoppola si tratta. Un'altra scoppola è invece arrivata per il Cus, che ha perso 5-1 con il Valdillasi. Qui recupera palla Licciardello, Pretto, Mazzoni, Pretto proverà a lanciare, a superare la metà campo. Vediamo un po' Licciardello. Pretto prova a cercare Frara, per lui dovrebbero essere 3 o 4 i gol. Vediamo un po' il nostro cartellino, 4 gol per ora in stagione. Ora Licciardello su Frara, Petrone, Licciardello e poi Frara alla ricerca di Petrone, palla fuori misura. Siamo 9:20 sul cronometro, partita molto interessante, come dicevamo, quella di stasera. Chi vince fa un bel salto in avanti, chi perde potrebbe o essere raggiunto oppure lasciare un po' di solco. È entrato anche il nostro Corato, un po' di riposo per Mirko Fattori, lanciato subito in campo dal primo minuto. Benetti alla ricerca di Corato, Benetti proverà a calciare, risponde presente, ma non risponde presente Mazzoni sul tiro di Corato. Rete dell'1-0 per la Leonicena, è sempre Corato, Torniamo in telecronaca, 1-0 Leonicena, Corato subito decisivo, per lui si tratta della quinta rete, ancora Corato lanciato a rete ma risponde presente Mazzoni. Leonicena in vantaggio dopo circa 10 minuti di gioco, una partita che sembrava in pieno pareggio, in realtà c'è comunque moltissimo da giocare per entrambe le formazioni. Non c'era che però calcia a fil di palo alla destra di Mazzoni. Subito vicino a raddoppio la Leonicena, si scuote però il Cus che prova a far girare la palla, è troppo lunga per Frara, la palla di Daniel Pretto. Qui il lancio lungo ancora, Corato recupera palla Frara, poi parte Frara, calcia, Longo fa sua la sfera in 2 tempi, attende che i suoi si mettano nella posizione giusta, si riparte da Corato. Benetti su Nocera, numero 14, Alex Della Monica. Qui Nocera è contrastato da Sant'Agata, non vuole rischiare la formazione di mister Martinelli. Poteva esserci il doppio tocco del portiere, ha deciso di non rischiare nulla Nocera. Primo calcio d'angolo dell'incontro ed è per la formazione del Cus. Prova un bellissimo schema indirizzato su Frara, risponde presente la retroguardia Leonicena. Cus che gira il pallone, la riceve Licciardello, poi Sant'Agata, Licciardello di nuovo, gira palla il Cus, Frara calcia, risponde con Alex Della Monica e Corato, vanno avanti i Leoni di mister Martinelli, provano a fare un pressing forsennato, intanto in avanti il Cus, c'è un po' di confusione però si salva la retroguardia di mister Martinelli. Vantaggio Leonicena, è Corato al 9:42, siamo 1-0 sui vostri schermi di YouTube. Vi ringraziamo ancora per aver deciso di seguirci sul nostro canale. Cerchiamo ovviamente di crescere e anche di migliorare con le nostre dirette per dare un servizio a chi non può essere presente al nostro palazzetto di Montebello Vicentino. Sant'Agata ora
Pretto su Frara, calcia, risponde anche qui in 2 tempi Longo, la palla però è già uscita, quindi è un secondo calcio d'angolo, sarà Pretto a batterlo, anzi sarà Licciardello, fuori, molto fuori Sant'Agata. Palla fuori, c'è ancora la possibilità, qui calcia, esce di poco per l'arbitro, è ancora calcio d'angolo, ci deve essere stato un tocco probabilmente di Nocera, nuovo calcio d'angolo, nuovo probabile schema per il Cus, qui calcia, bravissimo, bellissimo gol al minuto 13:38 e lo mette a segno Sant'Agata. Pronti a ripartire, 1-1, pari e patta, ha fatto anche il suo ingresso Vanzan. Formazione dei Leoni con Longo, Benetti, Nocera, Vanzan e Corato. Risponde la formazione del Cus, vediamo un po' qui però, si riparte con Frara che viene contrastato da Benetti. La rimessa è per il Cus, la prenderà Pretto, in campo c'è Pretto, Licciardello, ci sembra di vedere Frara e poi Sant'Agata, l'autore del gol, in porta sempre Alessandro Mazzoni. 1-1 il conteggio delle reti, 2-1 invece quello dei falli. In avanti ora il Cus Verona che dopo aver rischiato la botta di Nocera ha pareggiato i conti con Sant'Agata. Tutto da rifare per la formazione di mister Martinelli. Qui in avanti ancora il numero 11 del Cus, salva tutto Longo, bellissima la entrata forzata di Licciardello, ancora calcio d'angolo, ancora possibilità per il Cus Verona. Possibilità ancora qui, risponde presente però Longo, vediamo un po' cosa succede qui. Nocera, Corato, palla su Mazzoni, non ci arriva Vanzan, parte velocissimo, non c'è niente, lascia giocare il signor Cerpelloni, cercava un fallo Mazzoni, non c'è però nulla per il signor Cerpelloni di Verona. Sant'Agata, Pretto, si gira Licciardello, la palla esce in rimessa laterale. Siamo 15:50 anche sui vostri teleschermi, siamo partiti subito, siamo stati bravi. 1-1 il conteggio delle reti. Si prepara a fare la sua entrata in campo anche Antonio Ditta, per lui un lungo stop per motivi che diciamo disciplinari, è finalmente rientrato il fedelissimo del Cus. Gira palla il Cus con Pretto, viene subito annullato da Nocera, la rimessa però è per il Cus, viene chiamato un time out ed è a favore probabilmente della Leonicena. Noi ci prendiamo un piccolissimo minuto di riposo, beviamo un bicchiere d'acqua, torniamo subito. Ritorniamo in telecronaca dopo questo minuto richiesto dal Cus. Viene richiamato Vanzan per la distanza, Cerpelloni lo catechizza, 5 devono essere i metri. Quindi rimessa per il Cus
con Ricciardello che riceve palla, si butta dentro Sant'Agata, è entrato anche Ditta come abbiamo detto. Qui possibilità, ma i leoni coprono bene. Benetti apre su Van Zan gira palla, pressing che inizia a farsi pesante per il Cus. Van Zan sul lato, il nostro numero 13, numero fortunato per questa maglia white targata Fida Sadmo. Van Zan, gran palla su Manuel Della Monica. Il numero 19 non riesce ad arpionarla. Scambio di opinioni tra Alessio Martinelli e Damiano Cerpelloni, il quale indica che può bastare così. Si ritorna al gioco, rimessa laterale, Cus Verona. Si fa avanti la formazione di mister Martinelli, Pretto lancia lungo su Ditta, bravissimo a girarsi, la palla però gli scivola dai piedi per l'89, provenienza Erici Trapani. Qui alla ricerca riceve invece Corato, Manuel Della Monica viene anticipato proprio da Ditta. Molto interessante l'impatto del nostro numero 19. Di solito gioca col 24, ma stasera numero 19, Manuel Della Monica. Anche qui viene richiamata la retroguardia del Cus per la distanza, calcia Benetti, palla che supera i 2 metri. Riparte Mazzoni, Pretto, lavori molto lunghi in campo per il classe 2002 di 300. Qui Corato riesce a mantenere la palla, viene fischiato un fallo in attacco di Corato. Dovrebbero essere 4 i falli, vengono indicati 2. Li sistemiamo anche noi, ci adeguiamo. Qui Pretto che parte velocemente, ha la possibilità per andare in rete, ma supera tutti. Vediamo un po' cosa succede. Si salva la retroguardia con Longo e Manuel Della Monica. Qui Van Zan, Benetti, Manuel Della Monica viene contrastato, poi c'è un fallo ed è quello di Ditta. Siamo 2-2 il conteggio dei falli. Parte subito la Leonicena. Intanto vengono sistemati i falli, siamo 1-1. Qui Ditta supera Corato, non supera totalmente Benetti. Questo dovrebbe essere il conteggio giusto. Vediamo. Ci adeguiamo anche noi coi falli, scusate. Qui intanto Manuel Della Monica. Benetti viene contrastato da Giriolo, però recupera palla il Cus, si riparte con Licciardello, recupera Manuel Della Monica, contrastato da Ditta. Van Zan non ci arriva, di punta la palla esce, rimessa laterale richiesta da Chris Giriolo, classe 99. 21:34 sul nostro cronometro, ora gira palla Zanchetta. Corato recupera e la rimessa viene conquistata dalla Leonicena, la prende Manuel Della Monica, vediamo quando la metterà giù, ecco qui su Dylan Benetti. Van Zan alla ricerca di Benetti, Benetti ha la possibilità, calcio, la palla non entra, colpisce la traversa, peccato, c'era la possibilità del 2-1, troppo bravo Benetti e calcia poi anche Zanchetta, si immola la retroguardia della Leonicena. Ne parlavo qui poco fa, lo sguardo di Alexis Girardi, secondo lui era fuori. Cerchiamo anche noi di essere sportivi, non abbiamo visto bene, quindi se per l'arbitro era fuori, molto probabilmente era fuori, quindi rimaniamo sul 1 pari. Corato, Manuel Della Monica, gira palla alla Leonicena, si fa sotto però il Cus. Della Monica riceve, troppo lunga per Corato, un altro fallo, siamo 3 pari.
3 pari, il conteggio dei falli 1-1, invece quello delle reti. Ovviamente cerchiamo di essere logici anche noi con i falli, ma l'unico che risponde è l'arbitro con i propri conteggi. Calcio di punizione, c'è Benetti sul pallone. Apre su Van Zan, gli viene recuperata la palla e ci deve essere purtroppo il fallo di Benetti. È giusto. Se ne stava andando Chris Giriolo, qui una piccola leggerezza in fase di attacco per i nostri leoni. E il quarto fallo a 23 minuti e 43 secondi di gioco. Ricordiamo che ci sarà almeno un minuto di recupero, considerando il timeout richiesto da mister Rizzi. Si prepara poi ad entrare anche Niccolò Megna, il classe 2001. Abbiamo avuto modo di purtroppo ammirarlo anche ai Lasi, un giocatore veramente interessante, molto forte fisicamente. Intanto si prepara a calciare Ditta, la palla va lunga, viene contrastato con furbizia da Van Zan. C'è anche il cambio, rientra Alex Della Monica. Benetti, Corato, Benetti, eccolo qui, quinto fallo leonicena. Corato non la passa liscia, siamo a 5 falli a 24 e 35 sul nostro e vostro cronometro. Bisognerà stare attenti al tiro libero, anche perché i giocatori del CUS hanno dato modo di pensare che vanno veramente molto forte. Qui però leonicena in contropiede con Alex Della Monica. Corato! Leggerezza in fase di attacco, parte velocemente il CUS, c'era la possibilità per il 2-1 e succede di tutto in campo. La palla di Licciardello non viene sfruttata da Giriolo, quindi da un possibile 2-1 facile il rischio dell'1-2. Rientra Fattori. Siamo sempre 1-1, 5-3 il conteggio di falli. Attenzione, 25esimo minuto di gioco, è rientrato Fattori. Probabilmente mister Martinelli proverà a sfruttare la sua dote realizzativa. Finora è sempre andato in gol in tutte le partite in cui è entrato, il numero 10 attuale. Per lui 5 gol più 1 di Coppa in stagione. È entrato anche Megna con il numero 9 che sovrasta Alex Della Monica. Verrà però marcato da Benetti. Manuel Della Monica. Benetti, Della si gira, si invola, grande possibilità, la palla viene recuperata però da Petrone. Megna recupera palla, poi c'è Fattori e Alex Della Monica, palla che è di poco alta sull'incrocio dei pali, difeso alla sinistra da Alessandro Mazzoni. Riparte velocemente il CUS, fortissimo Megna, si invola ma ci mette il piedone Benetti. CUS che ha la capacità di partire velocemente in contropiede per andare a fare male dalle parti di Longo. Petrone prova a giocare su Megna, qui ci mette la sciabolata Alex Della Monica. 26 minuti, varie possibilità da una parte e dall'altra delle due squadre. Siamo sempre 1-1 però. Qui non c'era, sbaglia, quindi calcia Petrone, la palla viene lisciata, oseremmo dire anche clamorosamente, da Giovanni Zanchetta. Il classe 2002 non sfrutta la possibilità, era stato bravissimo Petrone a saltare, Lorenzo non c'era. Qui c'è stato un colpo per Longo che prende fiato e si riposa. 27 minuti, lasciamo scorrere un pochino questi secondi. Nel frattempo il cambio del CUS, la mossa di Simone Rizzi, è fuori Zanchetta, dentro Daniel Pretto. Si potrà ripartire con una rimessa dal fondo per Alberto Longo, oggi con il numero 2, il nostro classe 2002. Benetti viene bloccato da Pretto,
Qui ancora Benetti in mezzo, Megna prende palla, viene lasciato proseguire, poi si era involato Chris Giriolo ma ci ha messo il piedone Nocera. Si scambiano Petrone e Pretto, probabilmente uno schema di attacco per la formazione di Mister Rizzi. Viene ancora anticipato Megna, qui Alex Della Monica gioca su Fattori, è stato messo giù e fischiato anche il fallo. Non abbiamo visto bene il fallo come è stato commesso, abbiamo visto Alex Della Monica giù, quindi era giusto fischiarlo questo fallo, quarto fallo anche per il CUS. Alex Della Monica si fa avanti minaccioso il CUS alla ricerca del pallone, gira però la sfera la formazione di Mister Martinelli. Benetti su Nocera, Fattori non ci arriva, troppo lunga la palla, Petrone prova ad accelerare i tempi ma la sua squadra non è pronta, quindi Pretto, Megna prova a giocare su Giriolo, Megna ancora, Pretto si fa avanti, il CUS vuole velocizzare i tempi, viene questa volta anticipato da Nocera, però è nuovamente Giriolo che calcia, gran botta, palla fuori sopra la sfera difesa, sopra la traversa difesa da Longo, rimessa dal fondo per il numero 2 Orange di casa. Benetti riparte a giocare la Leonicena, qui Alex Della Monica recupera con Benetti, calcia, si immola Petrone, il numero 5, classe 92. Viene chiamato un altro schema di calcio d'angolo, vediamo se sarà quello buono. Nel frattempo vediamo anche se verrà chiamato il recupero, qui calcia Alex Della Monica, viene contrastato da Megna che però butta il pallone intercettato in rimessa laterale, si fa sotto la formazione di Mister Rizzi. Benetti, Nocera contrastato da Petrone, ora Benetti contrastato da, viene messo giù. Allora dobbiamo anche dire che questo contrasto è stato molto cercato dal nostro numero 10 Fattori. L'arbitro ha fischiato 5 falli, dicevamo possibilità di girarsi per Fattori, però è stato toccato, messo giù. Cerpelloni non ci ha pensato, quinto fallo, entrambe le squadre in bonus. Quando siamo al 30-26 dovremmo tra poco concludere il primo tempo, a meno che non ci sia una continuazione del recupero. Benetti sul pallone, probabilmente uno schema, e eccolo qui 2-1 ed è la rete del signor Fattori. Quasi a tempo scaduto Fattori fa valere la sua legge, il numero 10. Eravamo circa a 30 e 40 e i Leoni passano in vantaggio in questa partita che è tutt'altro che facile per la formazione sia di Mister Martinelli sia di Mister Rizzi, per la verità, perché si tratta di una... qui c'è stato... probabilmente è uscito con le mani, oppure sono stati contati troppi secondi, deve essere uscito con le mani Longo al tempo assolutamente scaduto, quindi probabilmente ci sarà un calcio di punizione, probabilmente indiretto. Possibilità quindi per pareggiare proprio a tempo scadutissimo per la formazione del CUS. Vediamo che cosa succede. Può succedere di tutto, vediamo, esce anche il portiere che è in Alessio Martinelli che sistema la barriera, vediamo se riusciremo a salvarci oppure se dovremo commentare un bruttissimo pareggio proprio a tempo scaduto in questo primo tempo. Megna, Pretto e Petrone, vediamo un po' se c'è lo spazio in silenzio. Salva tutto Longo, ci salviamo proprio alla fine. Non vorremmo essere nei ragazzi di Mister Martinelli quando Mister Martinelli entrerà in spogliatoio tra poco. Noi però, io e il mio amico Alexis,
Vi salutiamo, ci vediamo tra 15 minuti. Qui al palazzetto un po' di musica, ma intanto un po' di riposo. Ci vediamo tra 15 minuti.
Eccoci qui, cari spettatori del nostro canale YouTube, vi stiamo raccontando la nona giornata di campionato Serie D Girone A. Ospitiamo questa sera il Cus Verona Calcio a 5, giocherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. In total white dalla sinistra alla destra la nostra Leonicena Calcio a 5 con questo completo, diremmo, vintage bianco natale. Leoni che sono passati in vantaggio con Fabio Corato a 9,42, pareggio di Sant'Agata a 13,38, poi al 30,40 2-1 per la formazione di mister Martinelli con Fattori, e un brivido, che oseremmo dire un brividone finale per una piccola leggerezza del nostro estremo difensore, che però non ha dato problemi invasivi, quindi si può ripartire, si riparte, probabilmente il Cus riparte con gli stessi 5, c'è un piccolo cambio invece per la formazione di mister Martinelli. Qui Petrone copre su Mazzoni, riparte con Giriolo, prova su Megna, ora Giriolo viene recuperato da Benetti, palla troppo lunga. Siamo partiti per questo secondo tempo, 2-1 Leonicena, è passato quasi un minuto. Una partita, possiamo dire, anche molto tattica, nonostante ci siano vari capovolgimenti di fronte. Molto brave le due squadre, si equivalgono, ma possiamo dire che si equivalgono tranquillamente. I 3 punti non sono nulla, soprattutto considerando le partite disputate dalle due squadre. Il Cus ha già giocato con Isola Vicentina e Vicenza, diremmo le prime della classe. Leonicena non ancora, ma Leonicena con 3 punti in più e uno slancio che potrebbe essere probabilmente diverso, per adesso in serie positiva, mentre una sola vittoria all'attivo nelle ultime 3 partite per la formazione di mister Rizzi, ma queste sono solo statistiche, non valgono assolutamente nulla per quello che è il nostro futsal giocato. Insegna il Lasi, insegna N-Team, insegna un po' tutto per la verità, quindi può essere da monito per l'attenzione che deve avere la formazione di mister Martinelli. Qui Megna sfrutta il suo fisico, quindi si riparte con il passaggio a Petrone, Giriolo, Corato recupera palla, prova a trovare lo spazio per Nocera, non lo trova e quindi va al tiro. Leoni che si preparano per andare nel pressing. Qui Giriolo che prova a lanciare su Megna, che viene anticipato da Benetti. Ottima la sua gara fino adesso. Cus Verona che vuole assolutamente recuperare lo svantaggio, ne ha avuto anche l'occasione e eccolo qua, infatti il pareggio arriva al minuto 2,33 ed è la rete di Zanchetta. Ripartiamo 2-2, Zanchetta. 0-0 il conteggio dei falli, pari e patta. Ha trovato il pareggio con un grandissimo gol Giovanni Zanchetta, un palo che ha purtroppo tradito Longo. Qui i Leoni però non devono assolutamente abbassare la guardia, mentre il Cus sta giocando fortissimo. Qui è andato per terra Giriolo e viene fischiato il fallo da Cerpelloni, che lo vede per terra. Primo fallo del secondo tempo è della Leonicena. Cerpelloni probabilmente non ha notato, ha visto però per terra il numero 4 nativo di Reggio Calabria. Siamo in corrispondenza del centro del campo per la formazione di mister Rizzi. Pronti per battere questo calcio di punizione dal centro del campo. Petrone su Giriolo, Petrone su Megna,
collaudato questo schema d'attacco con Petrone che si allunga, bravissimo, non sfrutta Giriolo, la palla passa su tutta l'area, si salva la formazione di Martinelli. Qui Benetti cerca di Nocera, Benetti, Corato alla ricerca di Alex Della Monica, palla filtrante troppo lunga, siamo a 4,50 sui vostri teleschermi. Qui gran lancio alla ricerca di Megna, Benetti presente, disarciona il numero 9 ospite, quindi si riparte con la Leonicena. Nocera, Corato, Nocera allo spazio, Alex Della Monica, calcia, c'è una parata meravigliosa di Alessandro Mazzoni, il classe 2001, fallisce la possibilità per la terza rete e il vantaggio la Leonicena, calcio d'angolo guadagnato, peccato. Alex Della Monica sul pallone, Benetti, Nocera potrebbe calciare, calcia, si salva ancora Alessandro Mazzoni con una bellissima parata alla sua destra. Il portiere oggi totalmente giallo con delle righe orizzontali blu sul petto. Corato calcia, la sua punta fuori misura. Rimessa dal fondo per il CUS Verona. Mazzoni proverà a rilanciare, cercava Megna, in realtà va su Giriolo. Corato tocca, però la palla viene depositata in rimessa laterale, c'è un cambio, esce Megna ed entra Frara. Rientra dopo un pochino il giocatore di Rizzi. Qui si fa avanti Zanchetta, l'autore della rete del pareggio sul 2-2. Qui calcia Giriolo, Nocera a piedi uniti a coprire. Entra nuovamente Mirko Fattori, l'autore della rete del vantaggio del 2-1 in finale di primo tempo. Qui Licciardello su Zanchetta, bravissimo Zanchetta, salva tutto, però Longo, rimessa per, probabilmente c'era un calcio d'angolo, viene però consegnata la palla a Longo, quindi riparte la Leonicena con Benetti, Alex Della Monica, Nocera, cerca Benetti, contrasta Frara che ha la palla. Qui riprende palla Benetti, alza troppo su Fattori, gran lancio lungo, ma la palla all'indirizzo di Frara sembrava prima su Zanchetta, poi si è allungata su Frara, non ci arriva. Cambio e esce Alex, entra Vanzan, il nostro capitano numero 13 quest'oggi. Nocera e poi Vanzan si fa sotto il CUS, qui palla molto lunga, faceva buona guardia Daniel Pretto, il numero 3 del CUS. Mazzoni sull'autore del secondo gol, Zanchetta. Pretto recupera palla, però Nocera che supera Licciardello, calcia Nocera, la palla però è centrale, innocua per Mazzoni. Pretto, palla lunga alla ricerca di Frara, però esce, cerca di spezzare il gioco intessuto da Mister Rizzi, la formazione di Mister Martinelli. Fattori, Vanzan, Benetti, giro palla della Leonicena, Nocera, Vanzan, Nocera viene contrastato da Zanchetta, rimessa dal fondo, si riparte da lungo. Nocera si fa avanti, cerca Fattori, apre, c'è un fallo e viene concesso a Fattori, bravissimo il numero 10. Siamo 1-1 il conteggio dei falli, siamo sui 9 metri, c'è una bella possibilità per la formazione di Mister Martinelli. Sul pallone Vanzan, ma probabilmente calcerà Nocera.
Vediamo se altrimenti ci proverà col sinistro Vanzan, che però si sposta, quindi o il destro di Nocera o il destro di Benetti, o probabilmente uno schema. Siamo pronti per goderci questo calcio di punizione al 9:30. Benetti, Fattori, l'unico che non avevamo chiamato, palla sulla sinistra che però esce sul palo distante, difeso da Mazzoni. 9:42 sul nostro cronometro. Pretto, Zanchetta, viene fischiato un fallo su Nocera, sembrava un anticipo, gli viene anche consegnato un giallo, non ci sembrava nulla di così, però il signor Cerpelloni non intende insomma lasciare nulla al caso, quindi secondo fallo, un cartellino giallo anche per Nocera. Pretto già pronto a battere, secondo fallo del secondo tempo ed è quello della Leonicena, quindi si riparte con Pretto che probabilmente cercherà poi Frara, prima era passato per Licciardello. Pretto, Licciardello, Licciardello, Zanchetta qui recupera ancora il Cus, ma Frara non arriva sul pallone arpionato da Longo. Si riparte con Vanzan, vuole velocizzare il gioco la Leonicena. Benetti alla ricerca di Vanzan, Vanzan apre, vediamo un po' cosa succede in mezzo, recupera palla Pretto, bravissimo sul lato, viene contrastato da Benetti, qui lancio lungo, siamo sul 2 contro 2 alla ricerca di Frara che però non arriva, faceva buona guardia, probabilmente la nostra retroguardia Leonicena. Siamo 2-2. Benetti, Fattori, Nocera. Benetti prova il colpo di tacco, recupera però Frara, contropiede con Zanchetta, si allarga Pretto, Zanchetta calcia, centrale, presente Longo. 11:27, le due squadre si equivalgono, ma le occasioni possono iniziare a essere interessanti visto che siamo quasi alla metà del secondo tempo. Infatti Martinelli mette dentro, c'è un fallo fischiato su Vanzan, probabilmente ha visto tutto Cerpelloni perché era proprio vicino, quindi terzo fallo Leonicena, i falli cominciano a pesare, cartellino giallo anche per mister Martinelli che viene ammonito, quindi giallo sia per Martinelli sia per Vanzan in una partita che oseremo dire tutt'altro che pericolosa e cattiva. Però i falli sono 3 per la Leonicena, 1 per il Cus Verona che ora si fa avanti, palla su Sant'Agata, recupera però Fattori, ora Pretto, Fattori, palla su Mazzoni, viene lasciato giocare il numero 1 del Cus, palla lunga su Sant'Agata, salva tutto Longo e calcia addosso a Pretto, rimessa laterale per la formazione di mister Martinelli. Nocera, Vanzan, palla esce, chiamata dalla squadra ospite, consentita dal signor Cerpelloni. 2-1, anzi 2-2 il punteggio, 3-1 invece quello dei falli. Palla per la squadra ospite con Licciardello, Pretto, Licciardello, si muove velocemente la formazione di Rizzi, da qualche anno sulla panchina dei Cussini Universitari. Frara, bravissimo a girarsi Licciardello, però Nocera risponde presente. Pretto, Sant'Agata, Frara girato, si fa avanti la Leonicena. Pretto, Frara prova a imbucare, recupera però Nocera, poi ora Vanzan. Non c'è spazio, quindi ora palla su Manuel Della Monica a cercare Fattori, palla che
va al lato, Fattori non ci arriva, si riparte con Sant'Agata, Nocera che protegge su Frara, ora Della Monica che protegge su Sant'Agata. 2-2 in questo momento al palazzetto di Montebello Vicentino. Vi stiamo raccontando la 9ª giornata di campionato. In campo i nostri leoni in maglia bianca della Leonicena, avversi al CUS Verona di Mister Rizzi. Pretto si incarica di battere la rimessa, si fa avanti Licciardello, la palla però doveva arrivargli rispetto a Frara, che però viene contrastato da Manuel Della Monica. Pretto, e la palla che esce controllata da Manuel Della Monica, il numero 19, maglia bianca. Ora Fattori in posizione impensabile di centrale, riesce a tenere la palla, però c'è un nuovo contrasto. Vediamo un po', Nocera ottiene con voglia e volontà questa rimessa laterale che potrebbe essere molto interessante. Qui calcia Vanzan addosso a Pretto, si ripartirà con un'altra rimessa laterale, però qualche passaggio più indietro. Della Monica, Vanzan, Mirko Fattori, si gira e c'è fallo e giallo. Bravissimo Mirko Fattori, giusto, ci casca Bruno Licciardello, il classe 2000 di Catania. Scambio di opinioni Cerpelloni Vanzan, non sappiamo bene cosa stia succedendo. Minuto 16 e 16. 3-2 il conteggio dei falli. Nocera sul pallone, proverà probabilmente a calciare. Nocera da una parte, Vanzan dall'altra. Vediamo un po'. Sembra lo schema con cui la Leonicena ha fatto gol all'Olimpico d'Osso Buono. C'era però un po' più spazio. Vediamo se Nocera proverà a calciare e a buttare tutti dentro assieme al pallone. Sembra tutto pronto. Cerpelloni si scambia due parole con Rizzi. Tutto pronto, vediamo un po'. Nocera proverà a calciare probabilmente e salva tutto Mazzoni, e poi la conclusione di Della Monica è fuori. Siamo a 17-13, riparte Mazzoni con Pretto. Sant'Agata alla ricerca di Frara, recupera ancora Nocera, viene messo giù Nocera, riparte Frara, contropiede della Leonicena, del CUS Verona, però si salva la formazione di Mister Martinelli. Però alla peggio Della Monica, che viene pizzicato sulla balaustra. Rimessa laterale per la formazione di casa di Mister Martinelli. 2-2, 17-44. Manuel Della Monica viene contrastato da Frara, si fa sotto il CUS Leoni, che devono provare nuovamente ad alzare il ritmo. Qui Fattori, palla su Vanzan, riparte la Leonicena da Manuel Della Monica, palla lunga a cercare Fattori, recupera però palla Frara in recupero, quindi avanti ancora il CUS a provare. Vediamo Pretto sul palo distante, Frara, però Pretto su Sant'Agata, Pretto, Frara si invola, lo copre probabilmente, ora Nocera copre su Pretto, provvidenziale. Siamo a 18-36, il CUS prova a spingere perché riconosce che probabilmente chi farà per primo il gol potrebbe essere quello decisivo, anche se manca veramente veramente tanto. Qui Frara si gira e possibilità, salva tutto Fattori, la palla di Sant'Agata esce, risponde presente Longo, anzi rimessa dal fondo, la palla è uscita.
C'è uno scambio di opinioni con mister Martinelli che aveva chiesto il time out. Sembra esserci calcio d'angolo. È calcio d'angolo. Non abbiamo, da qui devo dire, anche se abbiamo un'ottima posizione con la sfera bianca, non si vede se ha toccato Longo. Per Cerpelloni sì, quindi calcio d'angolo per la formazione del CUS Sant'Agata. Frara viene contrastato da Nocera, si allunga il CUS con Sant'Agata, viene contrastato, viene fischiato un fallo, il quarto fallo al 19esimo per la Leonicena. Molto fiscale il direttore di questa sera, Pretto. Frara, questo è un fallo clamoroso, non viene fischiato, parte in contropiede la Leonicena, palla però troppo fuori. Questo qui era probabilmente decisamente un fallo, mentre quello di prima probabilmente no. Lancio lungo e mezzi pesanti per la Leonicena con Ditta. Scambio di opinione tra i due avversari e chiamato time out per la formazione di mister Martinelli. Ci prendiamo una piccola pausa. Eccoci qua, rimessa, quindi ci sarà un minuto sicuro di recupero per la fine di questa gara. Chiamato time out concesso a mister Martinelli. Ricordiamo che siamo 2-2 come vedete sugli schermi. Primo tempo 2-1 Leonicena con Corato, pareggia Sant'Agata, poi Fattori, e in apertura di secondo tempo su 2-33 risponde presente il CUS con Zanchetta. Siamo 2-2. 4-2 i falli, potrebbe essere una cosa veramente interessante. Adesso vediamo Petrone, calcia, bravissimo Longo e anche Ditta, e poi nuovamente probabilmente Della Monica e poi Longo, la premiata Ditta su Ditta, e c'è un calcio d'angolo. Pretto che potrebbe provare ad andare al calcio, c'è un cambio, è stato probabilmente battuto molto male dal CUS, non abbiamo ben capito cosa è successo. Si riparte però con una rimessa dal fondo per la formazione di mister Martinelli. È entrato e rientrato anche Benetti. Nocera proverà a calciare, calcia, palla fuori. Viene segnato un fallo cumulativo al CUS. Siamo 4-3. Mazzoni, Pretto, Sant'Agata, Ditta contrastato da Benetti, va giù Corato, Benetti contrasta Ditta, bravissimo Nocera con la punta del piede, prova a calciare su Corato ma recupera Nocera. Ora vediamo Alex Della Monica. Un po' di confusione in questa seconda parte del secondo tempo, siamo quasi al 23esimo minuto. Benetti trova Corato, viene contrastato da Petrone, tiene però la palla in campo e poi, molto bravo Corato, si porta a casa una bellissima rimessa laterale. Siamo sotto i 6 metri difesi dalla formazione ospite, viene chiamata la distanza e c'è. Ora vediamo Nocera se ha la possibilità di calciare, calcia e c'è un gol clamoroso di Nocera! Un gol veramente clamoroso, bellissimo, bravissimo Lorenzo Nocera, porta di nuovo in vantaggio i Leoni, anche se c'è tantissimo da giocare. Qui vediamo casca Ditta, non c'è nulla, ora si
arriva avanti con Nocera, bravissimo il nostro numero 14, per lui è la 10ª rete in campionato, si va in doppia cifra, una bellissima, e qui gol di Petrone, bravissimo in girata. È veramente passato è passato un minuto, subito il Cus si fa sotto, la partita adesso si è aperta, vediamo Nocera imbeccato da Corato, messo giù, molto molto interessante il quarto fallo, pareggio su tutto tra Cus e Leonicena, porta a casa un interessante calcio di punizione la Leonicena al minuto 25, più recupero, un minuto sicuramente. Anche qui siamo sui 7 metri, vediamo se Benetti riuscirà. Qui si mette in mezzo Alex Della Monica, uno schema, c'è uno scambio di opinioni qui. Viene chiamato un fallo, quinto fallo, troppo distante Cerpelloni, ma quinto fallo Leonicena al 25esimo, peccato davvero. Però non viene chiamato qui Della Monica, non viene chiamato questo quinto fallo, secondo noi probabilmente c'era. Riportiamo, qui vediamo possibilità con Benetti in calcio d'angolo a rischiare l'autogol sulla giocata di Zanchetta, si fa sotto il Cus che vuole vincere la partita, siamo al 26esimo. Cambio, secondo Cerpelloni, rientra Manuel Della Monica, qui i Leoni si fanno sotto, Nocera, gran palla alla ricerca di Benetti, Benetti recupera e viene contrastato da Petrone, l'autore del terzo gol bellissimo in girata, qui Corato, e calcia di nuovo Benetti, Petrone di nuovo risponde presente, siamo al 26esimo, Nocera calcia! La palla arriva su Corato, può ripartire il Cus ma la palla esce, un po' di confusione in questa fase finale di questo secondo tempo, siamo 3-3 signori, i falli tornano a essere 4 pari secondo quanto indicato da signor Cerpelloni, e qui Nocera recupera palla, Nocera, Corato si gira, contrastato, esce, rimessa. Time out richiesto dal Cus Verona, ci saranno 2 minuti di recupero, ci prendiamo una piccola pausa. Ritorniamo in telecronaca, ci rituffiamo nella secondissima parte del secondo tempo, mancano 2 minuti più recupero secondo il nostro cronometro, vedremo poi cosa indicherà Cerpelloni. Si fa avanti il Cus alla ricerca del quadrato, però Nocera svetta di testa, quindi calcio probabilmente d'angolo, rimessa laterale per il Cus che si fa pericolosamente in avanti. Zanchetta, Petrone, Megna, Zanchetta proverà a calciare, risponde presente Corato, 28-41. Ancora moltissimo da giocare, più di 2 minuti per vedere se qualcuno si porterà a casa i 3 punti di questa partita veramente importante. Qui contrasto Benetti, Megna,
rimessa per Zanchetta. Vediamo un po', Giriolo, palla su Petrone, proverà a calciare il numero 5, no, apre su Giriolo, gira palla il Cussa, la ricerca, qui bravissimo Zanchetta, viene messo in rimessa laterale qui c'è cartellino giallo portato a casa da Licciardello che cercava di farsi spazio qui Petrone. Nuova possibilità, un po' di pericolo in questo momento. Petrone, Sornione potrebbe calciare, calcia infatti, riparte però la formazione di mister Martinelli con Corato, la palla esce ed è coperta dal nostro gigante Corato, numero 20, siamo a 30 e dovrebbe essere rimessa laterale per Corato. Per Cerpelloni è rimessa dal fondo, un grosso peccato, era stata giustamente coperta la palla e quindi si riparte con un lancio lungo su Megna e c'è il fallo fischiato al Cus, quinto fallo qui nuovamente della Monica. Benetti salva tutto, Mazzoni bravissimo. 30 e 32, ultimi scampoli di partita, può succedere veramente di tutto, chi fa gol probabilmente porta a casa tutto e quindi bisogna assolutamente stare attenti. Qui Megna copre, palla che però esce e rimessa per la Leonicena. Viene chiamata un cambio su Nocera e non riusciamo bene a capire la decisione, però i minuti sono 31, manca un minuto, vediamo se ci sarà un pari e patta o ci sarà una possibilità anche, viene probabilmente qui Petrone, Zanchetta calcia, recupera Nocera, contropiede del numero 14, velocissimo, qui c'è un fallo clamoroso, non viene fischiato. Benetti salva tutto, palla che esce, siamo a 31 e 28, proprio 30 secondi, vediamo se ci sarà l'ultimo assalto della formazione di mister Martinelli o se dovremmo commentare un pareggio. Attenzione signori, vediamo che cosa succede. Qui Nocera proverà a calciare, risponde presente Mazzoni, potrebbe essere la parata della partita, ma vediamo, manca ancora almeno 20 secondi. Quindi può succedere veramente di tutto. Qui Nocera, c'è il fallo ed è il quinto anche per la Leonicena. 32esimo minuto, manca veramente poco. Petrone, i minuti sono già scaduti, quindi siamo in pieno recupero. Petrone su Zanchetta, palla fuori, rimessa laterale ed è per la Leonicena. Guarda il cronometro Cerpelloni, Corato recupera palla, viene messo giù, c'è il tiro libero per la formazione di mister Martinelli, sesto fallo del Cus Verona. Vediamo cosa succederà, è proprio probabilmente l'ultimo assalto della partita. Direzione molto attenta del fischietto di Verona e sesto fallo, si incarica Nocera, l'autore della rete del 3-2. Alexis non se la sente nemmeno di guardare questo tiro libero, anche noi però dobbiamo commentarlo, lo guarderemo con voi in silenzio, cercheremo di vedere se porteremo a casa un 4-3 in questo momento oppure no. Tutto sui piedi di Lorenzo Nocera. Parata e finisce la partita. Ci facciamo una bella risata, un bel pareggio, veramente un bel pareggio, un grosso peccato. Leonicena che ha probabilmente meritato qualcosa di più, Cus Verona che però ha meritato sicuramente anche lui qualcosa di più, una bella partita, finisce in pareggio. Leoni che devono un po' mangiarsi, sapete, quelle pellicine vicino alle unghie che fanno tanto male, possibilità per andare veramente in vittoria. La settimana prossima ci sarà l'Isola, però veramente una bella partita. Vi diamo i marcatori e poi vi lasciamo al vostro weekend.
Primo tempo 1-0 Corato 9:42, pareggia Sant'Agata 1-1 13:38, Fattori 2-1 30:40. Le reti del secondo tempo sono 2:33 Zanchetta pareggio 2-2, Nocera 3-2 23:26, 24:20 Petrone. Siamo 3-3 finale. E noi vi ringraziamo, io e Alexis, di averci seguito. Grazie per averci seguito sul nostro canale YouTube. Ci vediamo la settimana prossima, bellissima partita, speriamo di fare la diretta, saremo al Pala Vallorcola di Isola Vicentina. Non sappiamo i risultati di questo tempo, quindi cercheremo di capire, e vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, grazie a tutti quelli che ci hanno guardato.